Tutto pronto per la terza corsa dal Savio, confronto clou della serata cesenate. Miglio e più qualitativo sicuramente dell'intera serata. Si tratta di cavalli di 3 anni sulla distanza del miglio, 6 al via, 1 Edelweiss L, 2 Everqueen, 3 Eleonor di Poggio, 4 Eleomeda Jet, 5 Hermes Caff, 6 Excelsior. Pronostico che vede Eleonor di Poggio nettamente favorita dopo l'ultima eccellente prova sulla pista, vittoriosa. Contro favoriti sono Edelweiss L ed Everqueen. In partenza la velocità di Eleonor di Poggio che sopravanza Everqueen e sbaglia invece numero 2 Everqueen, sbaglia anche Eolo di Poggio e così Eleonor di Poggio in vantaggio su Hermes Caff. Numero 1 si sono tolti di mezzo gli unici due possibili antagonisti. In seconda posizione ne approfitta quindi Hermes Caff per andare direttamente in schiena a Eleonor di Poggio, mentre più indietro seguono gli altri cappeggiati da Eleomeda Jet ed Excelsior. Cavalli che completano i 400 iniziali, 36 per la favorita Eleonor di Poggio che ha in schiena Hermes Caff, poi Eleomeda Jet che concede ancora 3 lunghezze abbondanti ed è seguita da Excelsior. Cavalli che completano i 600, 46,8, una volta al comando e spariti i due principali antagonisti. Maurizio Cheli se la prende comoda e va a completare il mezzo miglio in 1, 1 e 6. Seconda posizione per Hermes Caff, poi Eleomeda Jet ed Excelsior, non cambiano le posizioni, i cavalli ora perfettamente intervallati fra loro, con Eleonor che comincia ad accelerare quando siamo all'altezza del chilometro, 1,16,8, c'è un 15,2 di frazione. Hermes Caff si mantiene comunque a un paio di lunghezze scarse, poi dalla coda cerca di muovere Excelsior al largo quando Eleonor di Poggio accelera con un parziale ora secco in 14,3. Ha provato a spostare anche Hermes Caff ma viene infilato all'interno da Eleomeda Jet. E siamo sul finire della piegata. Excelsior sempre in coda, completamento della curva, ingresso in retta d'arrivo con Eleonor di Poggio che deve soltanto far passare i metri per venire a concludere questa sua uscita vittoriosa. La vittoria per Eleonor di Poggio, secondo posto all'interno per Eleomeda Jet che piega Hermes Caff al quarto Excelsior, 1,14,2 ma c'è 28,2 a chiudere dopo un 29,5 di penultimo quarto, quindi in crescendo. Ovviamente la prova di Eleonor di Poggio che raddoppia così il recente successo ottenuto sulla stessa pista del Savio, dimostrando una condizione ottimale, ottima partenza, era già al comando, poi hanno sbagliato Everqueen ed Edelweiss L. Alla fine Eleonor di Poggio ha potuto graduare per oltre un giro per scatenarsi poi nei 500 metri finali e vincere davvero autorevolmente nei confronti di Eleomeda Jet che da estrema outsider piega Hermes Caff. Il successo per Eleonor di Poggio, Maurizio Cheli, Alessandro Gocciadoro per la scuderia Becchi Deni.